riposati e cose, in te cuori conserva leon noi se chiama mai vinti e faccio i fondamenti di un nuovo domani. E da nostro intero mondo la nostra onestà e la voglia del fare e dare una mano. Ven fiorire la terra dai monti al mar, defendiamo la pace e la libertà. Tutti insieme con un solo cuore, tutti insieme la sola nazione, dentro il cor conservevole non saremo mai vinti con sui fondamenti di un nuovo domani. Viva, viva, viva libertà, sempre, sempre, sempre viva libertà. Questo che dovete custodire voi, legato all'uso di mare per il patriarca. Sì. Questo qua lo riporteremo di nuovo a Piazza San Marco a Pani e rifaremo tutto il percorso. Benissimo. Il gonfalone ha camminato per tutti i chilometri, non ha mai salito in auto, sempre camminato, ed è questo quello che verrà consegnato al Presidente dell'Associazione Veneta del Mondo, che provvederà a inviarlo. Lungo il percorso abbiamo raccolto dalle amministrazioni locali dei prodotti per la mensa dei poveri e per il patriarca. Questo qua è una rappresentanza. Esprimo il mio apprezzamento per l'iniziativa Filo che unisce saldamente la terra veneta a San Marco. Possiamo oggi gustare le parole che San Marco tiene sempre impresse nel libro, Pax tibi marce evangelista meus, e questa parola di pace oggi la condividiamo da un capo all'altro della nostra regione, a partire proprio dal cuore più vivo di questa regione, che è la Basilica di San Marco. Il nostro impegno davanti all'immagine del nostro patrono diventa segno che viene benedetto. Che ha tracciato una linea su tutto il territorio del Veneto e anche da parte della regione veramente un pax tibi. Abbiamo l'onore di ricevere il gonfalone, così come in questi giorni nella marcia ci siamo sentiti fratelli nella terra veneta, porteremo questo gonfalone ai nostri fratelli oltre cielo. Missione